un bilancio di questi 4 anni che, come diceva il vice segretario nazionale, sono stati forse i più difficili del dopoguerra italiano. Sì, assolutamente sì, sono stati 4 anni complicati, difficili, ma belli allo stesso tempo, perché comunque ci hanno dato modo di metterci in gioco profondamente e in maniera determinata. 4 anni che abbiamo speso per riorganizzare la nostra organizzazione, ma per dare anche risposte alle imprese. 4 anni complicati che ci hanno visto comunque attivi su molti fronti. Oggi c'è un'organizzazione più organizzata, più pronta, più attiva rispetto a prima, con una serie di attività fatte. Partiamo per altri 4 anni importanti, 4 anni che saranno sicuramente non semplici, ma 4 anni che potranno fare la differenza tra riuscire a farcela o meno. Oggi lanceremo dei messaggi anche alla politica, dei messaggi di condivisione, dei messaggi di positività, perché comunque è vero che stiamo vivendo un momento difficile di crisi, ma questo non può essere un alibi, anzi questo deve essere un nostro punto di forza per fare veramente sul serio quello che serve che sia fatto al Paese. Dopo 4 anni, quale sarà il futuro della CNA? In questi 4 anni la nostra associazione ha avuto dei riconoscimenti grazie al lavoro, alla serietà, all'impegno, ma siamo proiettati al futuro, perché la nostra Confederazione ha la necessità di cambiamento, deve rivedere e deve rilanciare delle azioni, mettendo a confronto il sistema come punto di riferimento, quindi creare non delle piccole isole, ma grandi arcipelaghi che devono superare la crisi e creare un nuovo punto di riferimento culturale e di cambiamento. Questo cambiamento che è progettato, noi l'abbiamo approvato anche nella direzione, condiviso nella direzione nazionale, lo vogliamo portare anche ad Agrigento, e questo ne potranno avere solo beneficio i nostri imprenditori per la crescita delle loro aziende e occupazionale per i dipendenti. Il tema che avete scelto è fra la tradizione e l'innovazione, ecco, 2 cose che possono sembrare in antitesi ma che insieme vanno verso il futuro. Sì, ha assolutamente ragione, tradizione e innovazione sono un binomio che descrive il nostro mondo, l'artigianato, le piccole imprese, ma in senso lato descrive anche questa comunità agrigentina, forte nelle sue radici, nella sua strutturalità produttiva, culturale, ma insieme l'assoluta necessità di velocemente muovere verso l'innovazione. Il mondo è cambiato, il progresso tecnico è spaventosamente veloce, e quindi c'è la necessità che anche tutte le nostre imprese si adeguino rispetto a questa fase. La CNA è in campo per cercare di accompagnare le nostre imprese in questa nuova fase. Abbiamo scelto un titolo molto intrigante, tradizione e innovazione, ma questo viene non solo alla luce di un'analisi socio-economica che noi facciamo a livello nazionale sul territorio dove andiamo a sviluppare le assemblee, ma lo facciamo forte anche del fatto che proprio quest'anno, cioè proprio in questi ultimi 4 anni, la CNA ha cercato di mettersi a passo con i tempi, cioè forti del fatto che una crisi economica che ci sta attanagliando in maniera assai drammatica, ma l'associazione ha il dovere di accompagnare le nostre imprese non solo per uscire dalla crisi e quindi avere un'interlocuzione con la politica a tutti i livelli, dal territorio allo Stato centrale, ma bensì anche di accompagnare in questo processo di innovazione e cambiamento.